I carabinieri lo definiscono un pericoloso rapinatore. Ora per lui si sono aperte le porte del carcere 2 palazzi dopo una doppia rapina messa a segno a Padova nel giro di poche ore. Le immagini della videosorveglianza lo riprendono durante la rapina ad un negozio in via Tommaseo. Poco dopo, sempre armato di un coltello a serramanico, l'uomo, un 41enne croato senza fissa dimora, aggredisce e rapina una donna in via Vicenza facendosi consegnare la borsa e un cellulare. Importantissima qui la prontezza di un passante che prima chiama il 112 e poi insieme alla donna insegue il rapinatore. Sul posto arrivano anche i carabinieri. Lo raggiungono e riescono a bloccarlo, rinvenendo indosso all'uomo l'arre furtiva che lo stesso aveva poco prima sottratto alla donna. Gli uomini del nucleo radiomobile hanno messo in correlazione la rapina di via Vicenza con il colpo che poco prima era stato messo a segno nel negozio di via Tommaseo. Si è risaliti all'esercente che ha riconosciuto il malfattore, sporgendo quindi denuncia per la rapina precedente. L'uomo quindi è stato arrestato per entrambi i fatti criminali che aveva perpetrato quel giorno. Un rapinatore pericoloso, non nuovo ad imprese del genere. Aveva dei precedenti specifici ed era anche destinatario di un ordine di cattura perché aveva consumato rapine nel 2005 in provincia di Venezia, 2 rapine.